Sono oltre 200.000 le imprese in Italia che stanno per ricevere i primi bonifici da parte del governo Conte, che in nottata ha approvato il decreto Ristori bis, prevedendo un ulteriore incremento di 2 miliardi e mezzo. Dopo gli incontri con le forze di maggioranza, il Presidente del Consiglio ha fatto quadrato e durante la notte ha approvato il decreto per quasi 1 miliardo, spiegando che i soldi arriveranno sui conti correnti delle aziende già da lunedì, martedì, in tempi assolutamente record. Le rimanenti aziende, circa 140.000, dovranno presentare istanza per avere accesso ai contributi previsti per avere i fondi entro i primi 15 giorni di dicembre. In una fase così critica della nostra storia, dare un aiuto concreto e immediato a chi è in difficoltà è necessario per proteggere il nostro presente e il nostro futuro, commenta il Premier Giuseppe Conte. È un impegno che ho preso di fronte a tutto il Paese, a tutti i cittadini italiani. In queste ore stiamo finalizzando il decreto Ristori bis, con cui rafforziamo la rete di protezione e di sostegno per tutte le attività economiche che si trovano nelle zone a maggior rischio. Dobbiamo fare tutto ciò che è necessario con rapidità ed efficacia per uscire tutti insieme dalla crisi al più presto. Il decreto Ristori bis divide l'Italia in 3 zone: rossa, arancione e gialla. Al suo interno ci sono i ristori rafforzati per le imprese delle zone rosse ed arancioni. Nello specifico si prevedono anche bonus babysitter e concedi, un nuovo bonus babysitter da 1.000 euro con particolari condizioni di accesso e il congedo parentale straordinario al 50% dello stipendio per i genitori di ragazzi delle scuole medie in DAD, fin tanto che le scuole restano chiuse e, se non è possibile, lo smart working. La lista delle attività economiche da ristorare verrà ampliata con altre categorie fortemente penalizzate, come negozi di abbigliamento, di elettrodomestici, sex shop, ambulanti, estetisti ed altro ancora. Prevista altresì una sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privato con sede operativa nei territori interessati delle zone restrittive. In arrivo anche 340 milioni per il mese di dicembre. L'esonero servirà a garantire il versamento dei contributi previdenziali alle imprese che appartengono alle filiere agricole, della pesca, dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e di birra. Il decreto prevede inoltre l'arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari. Le domande di arruolamento possono essere presentate entro il termine di 10 giorni dopo la pubblicazione sul portale del sito del Ministero della Difesa e sono definite entro i successivi 20 giorni.